Attacchi aerei israeliani nella Siria centrale hanno causato almeno 18 morti e 43 feriti, colpendo diversi obiettivi militari e scientifici. Tra i siti colpiti ci sono un centro di ricerca e un deposito di missili vicino all'aeroporto militare di Sayrat, nella provincia di Hamas. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, tra le vittime ci sono anche 8 combattenti siriani. Le operazioni militari di Israele mirano a ridurre l'influenza iraniana in Siria, colpendo basi militari e infrastrutture associate. In parallelo la situazione a Gerusalemme è tesa. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che non ci saranno cambiamenti allo status quo della spianata delle moschee, un luogo di grande significato religioso e politico. Allo stesso tempo la polizia israeliana ha sgomberato con la forza un sit-in di manifestanti che chiedevano un accordo per liberare gli ostaggi a Gaza. Nel frattempo la striscia di Gaza affronta una crisi umanitaria. Il direttore dell'ospedale, Kamal Adwan, ha avvertito che l'ospedale sarà costretto a chiudere entro 48 ore a causa della mancanza di carburante e forniture mediche, mettendo a rischio la vita di molti pazienti, in particolare i bambini in terapia intensiva. La campagna di bombardamenti israeliani ha gravemente compromesso il sistema sanitario di Gaza, con 31 dei 36 ospedali danneggiati o distrutti. Sul piano diplomatico la Cina continua a espandere la sua influenza in Medio Oriente. Il premier cinese Li Qiang visiterà l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, segnando un ulteriore passo nell'approfondimento delle relazioni bilaterali. Pechino mantiene una posizione neutrale nel conflitto israelo-palestinese, sostenendo una soluzione a 2 stati e collaborando con entrambe le parti. La situazione in Libano è altrettanto instabile. Le forze israeliane hanno condotto attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del paese, intensificando le tensioni al confine settentrionale di Israele. Benny Gantz, ex membro del gabinetto di guerra israeliano, ha esortato a concentrare maggiore attenzione militare sul Libano, sottolineando la necessità di affrontare la minaccia rappresentata da Hezbollah e i suoi alleati iraniani nella regione. Al Forum Ambrosetti di Cernobbio il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha annunciato l'intenzione di presentare un piano di pace a Washington, dove incontrerà il presidente americano Joe Biden e i candidati alla presidenza Kamala Harris e Donald Trump. Zelensky ha sottolineato che alcune delle questioni chiave del piano dipendono direttamente dagli Stati Uniti, evidenziando la necessità di ottenere garanzie di sicurezza da parte di Washington per proteggere l'Ucraina da futuri attacchi russi. Queste garanzie includerebbero sia la difesa contro nuovi attacchi di Mosca, sia l'assicurazione che gli Stati Uniti non cerchino compromessi con la Russia senza il coinvolgimento del governo ucraino. Zelensky ha delineato 2 strategie principali per spingere Mosca ai negoziati: un'offensiva nella regione russa di Kursk e l'utilizzo di missili forniti dagli Stati Uniti e dai paesi della NATO per colpire aeroporti russi da cui partono bombardieri che compiono raid sull'Ucraina. Tuttavia, l'amministrazione americana, rappresentata dal segretario alla difesa Lloyd Austin, ha espresso resistenza all'uso dei missili contro il territorio russo, sottolineando che tali azioni non rappresenterebbero un punto di svolta nella guerra. In parallelo, il Wall Street Journal ha riportato accuse contro l'Iran di aver fornito missili basilistici alla Russia, oltre ai droni kamikaze Shahed, già impiegati da Mosca nei raid contro l'Ucraina. Secondo fonti americane ed europee, la Russia avrebbe firmato un contratto con l'Iran a dicembre per l'acquisto di 200 missili basilistici tattici a corto raggio FAT-360 e droni a lungo raggio Ababil. Queste notizie sono state prontamente smentite dalla missione permanente iraniana presso le Nazioni Unite, che ha negato qualsiasi coinvolgimento e ha invitato altri paesi a cessare la fornitura di armi alle parti coinvolte nel conflitto. Tuttavia, il Ministero degli Esteri ucraino ha espresso profonda preoccupazione e ha esortato la comunità internazionale ad aumentare la pressione su Teheran e Mosca per proteggere la pace e la sicurezza internazionale.
Nel contesto delle tensioni crescenti, l'ambasciatore iraniano a Mosca ha annunciato che il presidente del Parlamento iraniano Masoud Pezeshkian parteciperà il mese prossimo al vertice dei BRICS a Kazan in Russia, dove è previsto un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. La situazione attuale evidenzia la complessità del conflitto in Ucraina, in cui le dinamiche internazionali giocano un ruolo cruciale. Zelensky cerca il supporto strategico degli Stati Uniti per il suo piano di pace, mentre le accuse contro l'Iran aggiungono ulteriore tensione a un quadro geopolitico già molto complicato. Il femminicidio di Colli al Metauro in provincia di Pesaro e Urbino ha scosso la comunità locale. Anna Cristina Duarte Correia, una donna di 38 anni, è stata accoltellata a morte dal marito, un autista di 54 anni, davanti ai loro 3 figli. L'omicidio è avvenuto di notte nella loro abitazione situata in località Saltara. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. La vittima, di origini brasiliane, soccorsa e trasportata d'urgenza e nell'ambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona, è deceduta durante il tragitto a causa delle gravi ferite riportate. La tragica aggressione è avvenuta davanti ai 3 figli della coppia, di cui il più grande ha 14 anni. L'uomo è stato subito portato in caserma dai carabinieri e posto in stato di fermo. La dinamica dell'evento ha rivelato una situazione già compromessa da precedenti episodi di violenza domestica. La donna era fuggita di casa a causa delle violenze subite dal marito, ma aveva deciso di non presentare formale denuncia contro di lui. Solo il 2 settembre scorso l'uomo aveva denunciato l'abbandono del tetto coniugale della moglie, portando le forze dell'ordine a rintracciarla. Durante il colloquio con i carabinieri, la donna aveva confermato le violenze subite, ma aveva comunque scelto di non sporgere querela contro il marito. A seguito di questa segnalazione, la Procura della Repubblica di Pesaro aveva attivato il Codice Rosso per la protezione delle vittime di violenza domestica, un protocollo che mira a fornire interventi tempestivi in situazioni di rischio. La sera precedente all'omicidio la donna era rientrata in casa senza avvertire i carabinieri, una scelta che si è rivelata tragica. Il 54enne Ezio di Levrano, già noto alle autorità per la sua condotta violenta, ha reagito con estrema aggressività coltellando la moglie più volte in un momento di furia. L'omicidio ha sconvolto l'intera comunità di Colli al Metauro, mettendo ancora una volta in luce la gravità del fenomeno della violenza domestica e l'importanza di agire tempestivamente quando emergono segnali di pericolo. Jannik Sinner vince l'AS Open 2024 battendo Taylor Fritz in finale e conquista il suo secondo titolo slam dopo l'Australian Open. Con 55 vittorie nel 2024 Sinner conferma il suo dominio nel tennis mondiale e segna un momento storico per lo sport italiano. Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo del Grande Slam vincendo l'AS Open del 2024, consolidando il suo status di numero 1 del mondo e facendo la storia del tennis italiano. Alla sua prima finale nel prestigioso torneo americano, Sinner ha battuto Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4 e 7-5. Il match è stato dominato dall'altoatesino fin dall'inizio, con Fritz che ha avuto poche possibilità contro i potenti colpi e la solidità mentale di Sinner. Dopo la vittoria, visibilmente emozionato, Sinner ha abbracciato il suo staff, tra cui Simone Vagnozzi e Darren Kyle, e ha dedicato il titolo alla sua zia malata, sottolineando quanto sia stato difficile l'ultimo periodo a causa di vicende extrasportive. Sinner ha poi parlato dell'importanza del supporto del suo team e della sua famiglia, affermando quanto questo successo sia significativo per lui. Durante la premiazione, condotta da Andrea Gassi, Sinner ha espresso la sua gratitudine al pubblico per il sostegno ricevuto e ha riflettuto sul suo straordinario anno tennistico. Il 2024 è stato un anno incredibile per Sinner, con 6 vittorie in 6 finali, incluso il titolo all'Australian Open all'inizio dell'anno,
Con un record di 55 vittorie e solo 5 sconfitte nel 2024, Sinner ha ottenuto anche vittorie in tornei importanti come Rotterdam, Miami, Hall e Cincinnati. Il suo percorso di crescita, sia a livello mentale che fisico, continua a dimostrare la sua costanza e la sua determinazione nel voler migliorare ulteriormente. Il percorso di Sinner agli US Open è stato impeccabile. Durante il torneo ha concesso soltanto 2 set agli avversari, dimostrando una forma eccezionale. In finale, dopo un inizio di equilibrio nel primo set, Sinner ha preso il largo vincendo il set 6-3 grazie a un solido servizio e una percentuale alta di punti vinti sia con la prima che con la seconda palla. Nel secondo set ha mantenuto il servizio fino al 10° gioco, quando ha capitalizzato una palla a break decisiva per chiudere 6-4. Nel terzo set Fritz ha provato a rimanere in partita portandosi in vantaggio 5-3, ma Sinner ha reagito prontamente, vincendo 4 game consecutivi e sigillando il match con 7-5. Con questa vittoria Sinner è diventato il primo tennista italiano a vincere l'US Open maschile e ha continuato la tradizione dei campioni sotto i 23 anni a dominare i 4 tornei del Grande Slam nel 2024, insieme a Carlos Alcaraz, che ha vinto Parigi e Wimbledon. Questo scenario non si verificava dal 1974, quando Jimmy Connors e Björn Borg conquistarono i 4 titoli principali. Fritz, pur deluso dalla sconfitta, può consolarsi per aver raggiunto la sua prima finale slam, offrendo momenti di tennis spettacolari durante il torneo, battendo giocatori di rilievo come Ruud, Tiafoe e Zverev. Sinner con questa vittoria a New York rafforza la sua posizione come una delle stelle emergenti del tennis mondiale. Il suo atteggiamento umile, combinato con un lavoro costante e una determinazione ferrea, lo ha reso un modello di resilienza e passione per il tennis. Questo trionfo rappresenta solo un altro passo nel suo percorso verso una carriera leggendaria.